Sono caduto sul serio, Mica no? Grazie, troppo buoni. Ed ora un applauso personale anche a me, glielo diciamo. Ma... No, mi vergogno. Ebbene, dopo 3 anni di insistenze e minacce, ho ceduto e mi sposo. Vi presento la fortunata mortale. In ginocchio si è messo per convincermi. Ha minacciato il suicidio. Non è vero. Ma chi è? Pazzo, non gli badate, è ubriaco. Ottavio. Ah, mascalzone. Sono proprio tanto contenta. Congratulazioni. Gianni è così caro. Grazie. Anch'io mi sposo prestissimo, Sì? sai? Ah, non sapevo. Sì, Brava. sì, è fatale, ci si casca un giorno o l'altro. Ma forse Questa è una divinità orientale che protegge gli sposi. È mio regalo, con tanti auguri. Me la regalò un giovinetto di Java. Una gazzella gialla. Tenetela, vi porterà fortuna. No, ma è troppo bella. Prego. Non possiamo. Grazie. Gianni, senti un po'. Roma è proprio finita. Anche tu ti sposi. Beh, cos'hai da fischiare tu, Anche l'ultimo baluardo del libero amore è caduto. La Bibbia trionfa. Resto io solo a combattere contro il mostro. Che mostro? Tu, cara, sarebbe la donna il mostro, no? E lui? Ha le orecchie molto piccole. Vuol dire che bacia molto bene. Ma chi è? Architetto, studia i Parioli, con Appia Zagato, 27 anni. Ingenuo, fragile. E Scapolo. Ma sei proprio sicura di averlo colpito molto? Sì, dorme adesso, ma deve anche riaprirli gli occhi, no? E chi vede per prima? Vede me. E chi te lo fa fare? Tu sta zitto, Ottavio, fanno benissimo, sei un invidioso. Ma lo faccio per risparmiare 50.000 lire all'anno di tasse di famiglia, così frego 3 melloni. Non dire cose ciniche, ti sento, sai? Beh, del resto hanno cominciato tutti così, no? Enrico VIII ha cominciato con una, poi ci ha preso gusto e se ne prese 8. La signora Saputelli mi informa cortesemente che Enrico VIII ha avuto 6 mogli e è Barbablù che ne ha avute 8. Beh, domando scusa e comunque mi associo con Barbablù, Ah, sì. Se ti sei decisa, allora ti sposi. Eh sì, è arrivato il giorno anche per me. Beh, comunque auguri. A proposito, sai che quei tuoi numeletti sono deliziosi? Sono davvero uno spasso. Perché non vieni a trovarmi in TV? Li mettiamo su e sono sicuro che avresti un successo spettacoloso, enorme. Ah, lo credo bene, con quei programmi che fate. Scusami tanto. Buon divertimento. Parliamo. Di la verità ti ho salvato, Presuntuoso. Io lo trovo molto divertente. Ah, sì? E poi è un mio corteggiatore, non toccarmelo. Oh, te lo regalo. Anzi, cara, fai una cortesia, fammi a cercare un po' di champagne, Ma chi è? La CC. La cardinale? Ma no, la CC, la consolante certezza. Alle feste non bisogna mai venire soli. Io folleggio, faccio la corte a chi mi pare, qualche volta anche mi addormento. Ma la consolante certezza che alla fine della serata non torno mai a casa solo. Ma sei sicuro che poi... E come lo sono sicuro? La pago per questo. È la CC, insomma, no? Notte, arrivederci. Grazie molto. Ce ne andiamo? Se ne vanno tutti. Andiamo. Arrivederla, tante belle cose. Arrivederci, grazie. Ciao, Gianni. Buonasera. Salve, amico. Arrivederci. Prego. Ah, attento, Grazie, no. Buonanotte. Altro grazie. Buonanotte, Buonasera, arrivederci. grazie. È dall'altra sponda, te lo dico Ma io. no. Ma sì, non lo No, vedi, porta la esagerato. pelliccia, c'è l'amico. No.
è caduta la sveglia, come ogni sera. Lascia, faccio io. Ma in fondo una sveglia non serve per svegliarsi. E infatti ti sei svegliato. Le 3. Devo assolutamente tornare a casa, subito. Allora, sei proprio convinto Di che? di fare bene? Non è che lo fai per la gente, lo fai per te. Intanto cominciamo col dire che non faccio, ma facciamo. Siamo due adulti coscienti che, senza i soliti ricatti sentimentali o sessuali, decidono di sposarsi. Mi sembri poco convinto. Capirai a quest'ora. Io ho un po' paura. Stiamo tanto bene così da 3 anni. Ci vediamo poco. Tu non hai idea che razza di mostro sono io la mattina. Ma vedrai me, vedrai. Sai, poi ho deciso. Voglio diventare papà. Ho un bambino, magari 2. Non credo ti faccia piacere avere 2 figli di NN. E poi basta alzarmi alle 3 di notte per accompagnarti a casa. Se vado avanti di questo passo, quest'inverno finisco al sanatorio, te lo dico io. Non voglio più mangiare al ristorante, perché qui a Roma la cucina è indigesta. Vedrai come cucino io, poverino. Ah, ma io mi accontento di cose semplicissime, sai. Minestrine in brodo, fatte coi dadi, o vetti alla cocca. E la casa, una casa in ordine finalmente. Voglio una casa bella, comoda, calda come te, via tutto, con la bicicletta che tanto poi non serve. E qui, vedi, qui voglio fare una bella poltrona a 2 posti, così ci sediamo tutte e 2. Li mettiamo il nostro bel televisore e al diavolo lo shaker, lo scenù, il capriccio e tutti i locali notturni. E poi ho già un'età, lo stomaco dilatato. Tanto un giorno o l'altro qualcuno mi doveva incastrare. Perciò tanto vale che sposi te. Ah sì, ferma. Fammi scendere subito. No. La signora scenderà quando glielo dico io. Va bene? Ecco, adesso può scendere. Il signor De Presuntuosis. La signora Cretinetti. Ci telefoniamo domani? Sì, domani. 7:30, 8. 7:30, 8. Ah, chiamo io? No, chiamo io. Ciao. Tutte le notti fai l'alba. Nel palazzo se ne sono accorti, che cosa credi? Sempre con quel Gianni che vuole solo divertirsi. E di matrimonio non ne parla, è bel tipo. Mamma, ci sposiamo tra 1 mese. Che dici? Faccio bene? E piano col sale o gli acidi urici, lo sai? Su, mamma. Non sei contenta? Così potrai salutare la gente del palazzo. Già, tu ti sposi e io rimango qua sola. No, guarda che io sono contentissimo, sai, Cipriani. No, solo che ho paura, tu mi conosci. Ho paura di stancarmi, ecco. Sai, quando sei sposato, non puoi andare lì a dire, signori, ci ho ripensato, vorrei ritirarmi. No, quello che è fatto, indissolubilmente. È dura, Sì, va bene, ma essere amanti come niente. Guarda, è solo nel matrimonio che si ritrovano certi valori, che dopo c'è un commercio spirituale più intenso, che c'è proprio un dialogo di anime. E poi lo devi fare per lei, altrimenti tra qualche anno come rimane questa povera ragazza? Ma come rimani tu, caro mio? Ti ibernizzi. Ma che facciamo, la beneficenza? Quando è finita, è finita. Lei per la sua strada e tu per la tua. Dico, lo sai che ogni anno c'è 1 milione di sedicenni nuove? Lo sai? Guarda quella. Ma guarda quella. È una poppante. Poppante quella se la vede quartiere la fa secca. Quella da 3 anni c'ha almeno 16 anni, che te la vuoi perdere? No, lascia a te. Sì, ma sei stato mai a Riccione? A luglio, sulla spiaggia? Sì. D'estate. E vai a Riccione allora. Vai a Riccione che ti passa la voglia, altro che sposare. Pensa che matto, mi sta costruendo una casa sugli scogli. Sai, è architetto. È tutta strana, c'entra il mare nel salotto, una cosa stupenda. Saremo soli. Forse ci mettiamo soltanto un vecchio pescatore che ci farà la zuppa di pesce con lo scorpano. Io trovo una meraviglia, tu no? Sei contenta?
Molto. E tu? Sai, quando ci si sposa un po' oltre i 20 anni come me, sono decisioni che fanno sempre paura. Vedrai, andrete benissimo. Per me, guarda, siete la coppia ideale, tu e Gianni. E poi i figli. Tu vuoi un figlio? Sì? 2. Beh, 2. E come possono venire su i figli tra genitori irregolari? Tra genitori irregolari che invece litigano continuamente fra di loro e che poi sono costretti a stare insieme per tutta la vita. Beh, ci si adatta. La pazienza, la tolleranza. Si sposano tutti. Lo farai anche tu, su. Però tu no, eh? Beh, questa è un'annosa questione. Si rimanda di concilio in concilio. Beh, Ma guardalo, sposo Maretta e fa la faccia lunga. Ah, se fossi io... Ma cosa mi fai dire, va? là. Andiamo? Ma come? A casa tua? A casa di un uomo? Sì, ma di un uomo sposato, però. Ah. Ecco, questa targa è tua. Vediamo. Full di 2. Però. Sei sempre fortunato. Vinco facile, vai tranquilla. Ecco le mie. 5, 5, 5, 5. Poker di 5, mi devi 6 miliardi. Ti farò un assegno, va bene? Là. La porto io? No. Sì, sì, Ma sì. no, sì. è pesante. E ce la Ma faccio, non ce cosa la fa. credi? Ma sì, ci Vabbè. tengo. Lo sapevo. Ma perché? Perché l'ascensore è sempre guasto? Perché? Caro mio, alla tua età si dorme di notte invece che... Sì, c'è poco da sfottere alla mia età. Ma lo sai che io i 20 anni me li mangio, eh? Guarda la velocità. Guarda l'acidità. Attento, attento, l'infarto. Ma cosa fai? Facciamo gli sposini, no? Le chiavi. Le chiavi, le hai tu nella borsetta. Ah, sì? Ah, sì, non ti ricordi? Avevamo paura di dimenticarcele. A Zurigo, no? Zurigo? Ah, sì. Ah, qual era? Quella col fiume. Ma sei proprio dissociata. Alla frontiera i passaporti, a Parigi le valigie. E forse l'hai tu in tasca. Sì, vediamo un po'. Aspetta. No, è che porta sfortuna. Tienti salda, eh? Portiere! Che c'è? Che succede? No, niente, signora, abbiamo dimenticato le chiavi, scusi. Portiere! Che c'è, dottor? Ma non era guasto l'ascensore. Ah, mi sono scordato di levare il cartello. Abbiamo perduto le chiavi. Penso io, dottore. Non si preoccupi. No, dottore, qui c'è il fabbro, sa. Lo manda a chiamare subito. Vado subito, Corro. Serve aiuto? No, tu faresti confusione. Io? No, va bene. Ah. Oh, mannaggia, ma che... Vieni. È bella questa casa, eh? Sì, Sai che non l'avevo mai vista di giorno? per forza. Siamo sempre stati dei peccatori notturni. Sei bella, sai, e anche tu. No, non sono bella, ma ho dei begli occhi. Vorrei non diventare mai vecchia. E tu? Ah, io vecchio lo sono già, purtroppo. Oh, il mio vecchiettino. Pensa, possiamo fare quello che ci pare. Tanto è casa nostra. Possiamo sederci per terra, cantare, baciarci. Mangiare anche, non ti pare? Ho una fame. Questo sarà più difficile. No, dico, possiamo anche andare a mangiare in un ristorante, in trattoria. Certo. Io non ho fame, ma ti tengo compagnia. Mi rivesto? No, non fa niente. No, ho detto che ho fame, ma non è mica vero.
Sì, insomma, così. Senti Gianni, ma a te servono proprio 3 cassetti per le camicie? C'entrano benissimo anche in 2, sai? Va bene. Ah, e poi bisognerà comprare delle stampelle. Ma per questa notte la tua roba tiene in valigia, no? No, perché quelle che ci sono bastano appena per i miei vestiti. Ah. I tuoi li metto sul letto, va bene? Sì, sì. Dai, tu dove dormi? In bagno? Ehi. Ah, ecco, nel bagno ci metti i tuoi vestiti. Li attacco alla doccia. Ma poi si bagnano tutti. E Gianni, mi dici cosa faccio? Sparati! Maretta! Maretta! Ma cos'è? Maretta! Ma sei impazzita! Oddio! Oddio, Dio! Oh. Pronto? Polizia! Venite subito, una disgrazia terribile! Il signor Creduloni. Ecco, sei un cinico, un mostro. Ah. Non credi a niente. Ma cosa credi tu di poterla fare? Stai ferma, stai ferma. Vieni qua, vieni qua. Vieni Non qua. toccarmi, Dov'è il foulard? No, no. Dammi il foulard. No, niente Ho da detto fare. che voglio il foulard. Non insistere, Va bene. inutile. Facciamo con Nemmeno questo. per 1 milione. Per 1 miliardo? invece No, sì. no. 1 miliardo e No, 100. no, per niente al mondo. Di dollari. No, no, no. Uè, come stai? Ma ciao, bene. Vieni con me a Fiumicino? Eh? Facciamo il bagno e mangiamo sulla barca. No, grazie, mi dispiace, non posso. Ho delle aragoste vive del Giglio. Lo so, ma sai, purtroppo devo pranzare a casa. Sai com'è? La mogliettina, il pranzettino. In galera sei. In galera. Lo sai io chi ci va in galera. Mi dia i documenti. Ciao Maretta, scusa, sono in ritardo per il pranzo, ma sai il traffico. Maretta? Maretta? Dai, giochiamo a nasconderci? Scommetto che sei in cucina. Prepararmi i manicaretti. Boh. Porcaccia miseria! Chiamavi me? No, niente. Ma come mai così tardi? Oh, scusa, caro, ma c'era un traffico che non hai idea. E poi 2 ore sotto il casco, le uova. Poi dal primo Le piano, uova? questo caldo, una cosa terribile. Beato te, che sei un uomo. 5 minuti, una sforbiciatina e via. Ah, mi sbaglio, la parrucchiere c'eri già stata anche ieri. Adesso ti spiego. E siccome non ho tempo di andarci domani, così ho dovuto per forza andarci oggi. Mica per niente, il frigorifero è vuoto, si mangia. Che ci metto? 3 minuti e è pronto tutto. Mettiti lì a sedere, buonino. Ti ho preso 10.000 stamani, te ne sei accorto? Ah, Sì, sai, perché tra parrucchiere e roba di toilette se ne vanno via che è una bellezza. Ah, ma ho preso anche il dentifricio per te, 10.000 ogni 2 giorni, 150.000 al mese. Solo di parrucchiere, capirai, è uno stipendio. Vedi, Maretta? 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 Maria Elisabetta? Rispondi tu al telefono. No, se Mantegazza non sono in casa, Sì, che ci vediamo domani in ufficio. Sì. Pronto? Oh, che bella sorpresa. Come va, caro Cipriani? Ma certo che dobbiamo vederci. Stasera? No, stasera no, abbiamo il tappezziere. Sa com'è a Roma, bisogna prenderli al volo. Sì, un tappezziere notturno, diciamo. Venerdì. No, venerdì mi dispiace. Abbiamo un funerale. No, un amico che morirà stanotte. I medici sono concordi, quindi il funerale è certamente venerdì. Va bene, arrivederci, ma vediamoci però, Telefonate. Non fate che adesso sparite, Arrivederci. Che scocciato.
Ho fame. C'è tutto sul fuoco, mamma mia. Erano buone? Buonissime. Vere uova al burro. Era poco, Ma ti dirò, a mezzogiorno forse è meglio così. Uno si mette magari un aragosto sullo stomaco, gli rimane per delle ore, poi non lavora più. Ma la cameriera, a proposito, non ci hai pensato? Tu hai detto che non la volevi? No, forse è meglio prenderla, sai. Per te, Anche pensando al bambino. Bambino? Quale? Il bambino, quando nascerà. No, perché tu hai l'impressione? No, pensavo. Un giorno o l'altro nascerà, no? Ah, certo. Certo. Un giorno o l'altro deve pure arrivare. Non tira in porta, non tira. Maretta, dai, cerchi, non si sbaglia un po'. Scusa, poverino, ma tutti possono sbagliare. Ma no, dicevo, partecipa un po', per favore, altrimenti qui credono che tu... Guardate, sono parrocchia! Devi partecipare. Gianni! Hai visto quel granchio della... No. Dai, fai gol! Fai così, dai! Vieni qui, cosa fai? Siediti, Ma no, non devi gridare adesso che sta attaccando il Milan. Stai calma, stai. È la prima volta che è andata a vedere. Ale, bella! Bello Franzolillo lì. Gianni? No. Gianni, guarda com'è bello quell'effetto di sole là sulla Madonnina. Scusa, ma non ho sentito niente, vedi? Iacolo, passa! Passa sta palla! Passa sta palla! Si vede che non la vuole passare. Passa sta palla! Ah già, ci non c'era quel granchio. No. Angelino, a centrocampo lo devono lasciare. A casa lo devono lasciare, altro che centravanti. Magari! A casa. Però con Manfredini. Proprio delle belle parate. Ma Manfredini già. Ho capito, ma non ci veniamo più. No, tu hai passato un pomeriggio sbagliato, volevi andare al concerto, non ci sei potuto andare. No, perché? Mi è piaciuto, non ti arrabbiare. Ma poi lo si fa un po' anche per la salute, si respira un po' di aria buona, fa bene ai polmoni. La domenica non sappiamo mai cosa fare, scusa, almeno... Non ti pare? No, dai, ho scherzato. Senta, solo questi di golf. Guarda, quello vuole l'alibi, la partita. Tutte le domeniche voglio la partita. Così tu credi che sia la partita e lui invece se ne va a donne. Fanno tutti così. Sono dei maiali. Sì. Ma almeno Gianni non è un ipocrita. Se si stufa di me lo dirà. E perché te lo dovrebbe dire, scusa? Ormai siete legati per sempre. È il matrimonio che è uno sbaglio, te l'ho sempre detto io. È la tomba dell'amore. Ma non ti devi sposare, scusa. L'architetto, la casa sugli scogli. Ma chi? Con quell'ubriacone? Ma sei matta? Ti immagini una casaccia umida col vecchio pescatore che puzza di pesce? Sono mica scema, sai, scusa. Senta, questo quanto costa? Ti vuole legare, è evidente. La partita è la prima mossa. Ti rinchiudi in casa e ti fa il vuoto intorno. Ottavio? Ho finito il giornale. Rileggilo. Uffa. Il vuoto. Ma no, anzi, Maretta è una ragazza di compagnia. Solo che la domenica è abituata ad andare al concerto. E allora... Appunto. O cominci ad andare al concerto anche tu, o la partita te la vedi in televisione. Sempre che lei non voglia vedere Padre Mariano sull'altro canale, eh? Ma dai, esagerato. Sì, vedrai. Soli a casa davanti al televisore a far girare i pollici. Così. Che roba. Vedi Gianni, ci sono le ore dell'amore e ci sono le ore della vita. Le donne confondono tutto. Vogliono farci vivere 24 ore al giorno soltanto per l'amore. E invece la vita no, è tua. La giornata è tua. Per l'amore c'è la sera. E sono anche generoso, guarda. Ma guarda che io e Maretta viviamo proprio così, sai.
Il pericolo è la domenica, le ore vuote in cui ci si guarda in faccia. Comincia a nascere la noia e poi l'odio. Ma sei un cinico. Il tuo discorso può andare bene per il genere di ragazzi che frequenti tu. Oh, scusi. Ma con Maretta è diverso, credi? Sono tutte uguali. Durano quello che possono. Maretta 2 anni, questa 2 giorni. Oh, E vabbè, 3. Poi bisogna cambiare. Non ci sono santi. Aspettami! Insomma, si può sapere. Insomma, si può sapere che cos'hai? Ehi, io? Cos'hai tu nel caso? ma non lo so, è tutta la sera che hai un muso lungo così. Non so cosa c'è, cosa t'ho fatto. Sei triste, forse, dimmelo. Allegrissima. Un miliardo di scommessa, chi ride per primo, eh? Dai. Dai. Ridi, su, ridi, 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 ridi. Dai che sei un maiale. Io? Sì, con la scusa della partita. Ti prepari un alibi per correre appresso alle donne. Ma no, dai, tu allora? Non vuoi tenermi chiuso in casa, crearmi il vuoto intorno? Oh, chi ti dice queste scemenze? Ottavio, scommetto. Ma che Ottavio? Figurati se do retta a quello che dicono gli amici. Lo penso io e basta. Allora non pensare più, perché pensi delle cose sbagliate. Mi ami sempre? Certo. E allora dillo. Se non me lo dici ogni tanto, che ne so io? Su a cambiarsi che usciamo. Ho anche una sorpresina per te. Ah sì? No, perché non rimaniamo a casa? Si sta così bene qui. Ci facciamo un bel goccetto e ci guardiamo la televisione. Altrimenti non ce la godiamo mai questa casa. Poi dici che ti faccio il vuoto attorno. No, questo lo dice Ottavio, non dobbiamo dar retta a quello che... Beh, insomma, io questa sera voglio rimanere solo con te, tutto per te. Anch'io. Ah, è la sorpresa? Ah, quella c'è lo stesso. Tu fatti un whisky, eh? Mentre aspetti. Vabbè. Se si pulisse ogni tanto il frigorifero, non si formerebbero gli iceberg. Accidenti. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Signore elegantini. 1 milione. No, dico, costa 1 milione. Oh, se sapessi. Un'occasione incredibile. Mi vergogno a dire il prezzo. Per l'amor del cielo che non ti scappi con No, nessuno. stai tranquilla. 79.000 lire. Una sciocchezza. Non è da ridere. Non lo vedi, sto ridendo. Non dirò mica che è caro. No, no, il vestito non è affatto caro. Sono le 79.000 lire che costano un po' care. Ah, scusa, non avevi detto che restavamo in casa? Beh, l'ho messo per te, cosa credi? E perché credi che vada dal parrucchiere a morire di caldo? E perché mi limo queste unghiacce? Per gli altri? E che mi importa degli altri? Beh, devo dire, è proprio bello, questo vestito. Ah, non ho sentito il tuo nuovo disco. Ma no, ti annoi, lascia stare. Dì, ma per chi mi hai preso? Per un troglodita? La musica classica piace anche a me, sai. Non vado ai concerti perché... sì, insomma, perché non si può fumare, ecco. Ma mi piace la musica classica. Bello,
Sembra di vedere come un'immensa pianura, rossa, sotto il sole infuocato, con un omino piccolo che cammina sotto il sole. È un notturno. Le solite scemenze. Ma non è possibile. Vediamo il secondo. No, ma aspetti. Conoscesti i miei più riposti pensieri, come io conobbi i tuoi. Beh, questo è bello. Ci comunicammo sensazioni torbide, desideri vietati. Bravo, eh? E anche un bel ragazzo. Sì. Altro emisfero. Io lo trovo bello. Scusami, ma tu hai degli strani gusti. Trovi belli soltanto quelli dell'altra sponda. No, caro, sei tu. Sei tu che quando vedi uno bello dici subito che appartiene all'altra sponda. Beh, sai, siamo rimasti così in Vedo pochi. le sue grandi mani calde e asciutte, attraversate dalle vene gonfie. Comunque questo è un cane, eh? Di più, muovi i fianchi, destra, sinistra. Ricordati cosa diceva l'europeo. Oddio, cosa diceva l'europeo? È come pulire una sedia col sedere. Tu lo pulisci? No, io la sedia la faccio pulire alla cameriera, Che poi sarei io. Ah, è un chiodo fisso. E prendiamola questa cameriera. Anzi, prendila. Non vorrei che mi metta a cercarla io. Non ci riesco. Ah, twist, niente da fare. Meglio ritornare al vecchio cia-cia-cia. Almeno quello lo ballo bene. Solo che non lo ballano più gli altri. E che ti muovi male. Come male? Guarda, hai perso un bottone, 2 bottoni lì alla camicia. Allora, se lo vuoi proprio sapere, i 2 bottoni mancavano già questa mattina quando ho preso la camicia nel cassetto. Hai ragione, ti mando in giro come uno straccione. Ma no, non fa niente, tanto sono i 2 Proprio bottoni in fondo. disgraziata. Sì, ma se alzi il braccio, vedi, ti viene fuori tutta la camicia. Che sono un fascista io per alzare il braccio. Non lo alzo il braccio e la camicia la tengo giù. Dai, lo sai che mi piaci così. Ti ho sposato perché sei disordinata, sciattona, trasandata. No, Ma sì. No, non Ma esageriamo adesso, Non esagero, mi piaci così. E stai attento al gioco. Stai attento. Non c'è gusto No, giocare così. mio. Se vinci tu, i soldi li vuoi. Se vinco io, non me li dai. E allora perdo sempre, no? Cosa fai? Leggi la Income? Leggi quell'articolo sui dischi volanti? Ah, sì, sto leggendo. Certo è scritto per fregare chi legge. Hai letto quando il pilota sale e incontra i dischi? Sì. Sì, sono proprio arrivato lì. E beh, se tu leggi alla fine, scoprono che è solo un ubriacone. Sai, gli fanno tutte le analisi, stanno per... E beh, non leggi più. Scusa, cosa leggo a fare? Mi hai raccontato tutto, dal principio alla fine. Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Riprenderanno domani dalle 10:15 con la TV degli agricoltori, rubrica dedicata ai problemi rurali a cura di Renato Vertonni. Seguirà la rubrica religiosa sul tema I concili, vita della Chiesa. Nel darvi appuntamento per domani, vi auguriamo la più cordiale buonanotte. Però, mezzanotte? Beh, io vado a dormire. Ti sei annoiato a morte, eh? Io? No, no. E tu? Io? No. Beh, sai, per una sera. Dai. Voltati. Vieni qua. No. Vieni qua. Non Vieni lascia qua, stare, vieni, voglio. stupidina, dai, vieni qua. Ah, cattiva. Ma no che si brucia, guarda. Perché? Ho capito, vuoi luce piena. Ah, stupido. Pronto? Chi parla? Ah, salve. I Cipriani. Siete stati al cinema poi? Com'era? Bello il film? No, non è possibile.
Uscire adesso? No, ma sei matto. Per favore, sto parlando. Dai. Pronto? Scusa, eh? No, ma non lo so. Ma noi veramente stavamo andando a letto. Beh, può darsi. Comunque voi siete lì in via Veneto, sì. E rimanete lì. Vabbè, adesso vediamo un po', eh? Sì. Ciao, addio, addio. Vuoi andare con i cipriani adesso? Cosa c'entrano i cipriani? Non mi devi interrompere mentre sto parlando, andiamo. Non possiamo trattarli sempre come pezze da piedi. La mano sulla cornetta, se ne accorgono. Ma cosa ci andiamo a fare? Ma ci andiamo, non ci andiamo, non è questo il punto. Dove sono i gemelli? Va bene, non ci andiamo, non ci andiamo. Sì, andiamo. Ma no, non ci andiamo. Andiamo, Ma non ha nessuna così importanza. almeno faccio Ma vedere il credilo, vestito nuovo a non mi qualcuno. interessa, uffa. Poi non è detto che andando in via Veneto si debba rimanere per forza con i cipriani, scusa. C'è tanta altra gente, possiamo andare lì, divertirci lo stesso. Una volta ti piaceva così tanto andare via Veneto, adesso basta, non ci si va più, finito. I gemelli, dove sono i gemelli? Ma cosa vuole? Oh, Maretta, lo sai che ti sei fatta permalosa? Io non lo conosco. Roberto De Vitti, fratello di Mimma. Ah, scusami. Dov'è Mimma? Lì al bar. Ciao, permalosa. Ciao. Buongiorno. Sai che si è fatto grande tuo fratello? Ah, sì, è un bel tocchetto. Ha delle ciglia così lunghe, mi fa una rabbia. Peccato che sia un po' timido. Timido? Dici? Ma vieni. Sicché Gianni ha raggiunto la pace dei sensi. Esagerata, ma è sempre affettuoso, però non so, è come annoiato, ottuso, un po' abbruttito. Non vorrei che fosse il matrimonio a fargli questo effetto. Ma no, al contrario, il matrimonio ravviva, anzi, come si dice, sublima l'amore, no? Cosa ne sai? Non sei mica sposata? Lo sarò prestissimo, tesoro, questione di giorni. Sì. Eccolo, guardalo là, quello è il mio uomo. Tu dimmi se non è Barlancaster in bello. Si chiama Giorgio, è scapolo e psicanalista. E ha già trovato una ventina di complessi, un'impressione che non ti dico. Senti, ma queste sono cose mie intime, non vedo perché devi dirle a lui. Ma tesoro, è medico, Vede. ti può dare dei consigli, no? Vede, la donna è monogama e l'uomo è poligamo. In altre parole, la donna moglie è sempre pronta a ricevere, mentre l'uomo marito non è sempre pronto a dare. E questa sua impotenza... Ma dottore, scusi. Sì, chiamiamola rallentamento delle frequenze coniugali. È dovuta appunto all'istinto poligamico che riaffiora dal subconscio. Ciao Mimma, come stai? Ciao. Piacere Federici. Giorgio Valletti. Mi metti un po' di spray sulla schiena, grazie. Ma chi è quello lì? Il nuovo fidanzato. Mica male, eh? Altro emisfero. Oh. Maretta, dai, andiamo a fare un giro con lo yacht. Dai, Ma come? Hai già finito di mettermi la crema? Ma aspetta allora, vengo anch'io, scusa. E rimanga un po' con me, lei. Ha mai desiderato di fare il bagno nudo? Al mare, in mezzo alla gente, ma a nudo. Ma cosa gliene importa lei? Dai, sbrigati, spingi! A te, non schizzare! E da bambino, le piaceva toccarsi i genitali? hai visto? Hanno fatto amicizia. How are you? Hi! Hi there! Eccoli là, già ubriachi. Senti, io non salgo. Vacci tu. Perché? Che figura ci facciamo? Abbiamo promesso. Tutte le sere in giro, non mi va più. Questi poi sono tutti americani. Noi non sappiamo l'inglese, che gli diciamo? Beh, se per questo io l'inglese lo so benissimo. Ah, ma se quella volta non capivi niente. Per forza, ero un irlandese. È come se tu andassi a Reggio Emilia per parlare, a Calvot Capier, che dice a Reggio Emilia, a parlare cose strette, non capisco. Io a Reggio Vergogna, Emilia ho capisco. sempre capito tutti benissimo, perfettamente. Vabbè, allora andiamo su e vediamo se io l'inglese lo so. No, vai tu, che ne hai voglia, vai, divertiti, fai la corte alle ragazze. Se mi dai il permesso non c'è più gusto. Bello è corteggiare
quando è proibito, allora sì. Va bene. Allora ti proibisco di fare la corte alle ragazze. D'accordo. Va bene così? Vai, scendi. Stai attenta alla guida, Guido meglio di te. È la prima serata che non passiamo insieme, lo sai? Ah, sì? Mm. Ciao. Could you please tell me what time it is? Do you have a watch on you? I'd like to know what time it is. Ah, una sigaretta, ecco. No, that isn't it. I want to know the time. Here, I'll look for myself. Okay, thank you. Ma parla in dialetto, padre. Scusi, Prego. lei conosce Fellini? Come? Fellini? Beh, sì, lo conosco di nome, ma... Perché sta Non so- cercando una ragazza tipo mio, sa tipo Ekberg. E beh, non importa. Prego. La CC, la consonante certezza, the consonant certitude. Ottavio. Uè, Gianni! Eccolo qui, Gianni! Ottavio. Come va? E Maretta? Beh, Maretta è rimasta a casa, sai, stava poco bene. Bravo! Hai visto? Tutto sta a cominciare. Senti, ma se non arrivavi qui è un... Vabbè, poi ti dico, questo è Francine. Ah, sì, piacere. Mangia la mano al signore Tanto Francine. piacere. Ah! Eccolo qui, vedi. Ci stavo proprio per cadere, sai, Scherzo, scusi, puoi toccarla, sai, non capisce un cavolo. Ah, no? Solo sesso e cinema. È Ah. fissata, vuole fare dei film. Dei film? Sì. Ah, sì, in bianco e nero. Eccolo là. Solito Si sesso scherza, signorina, si scherza. Questa è straordinaria da vedere sotto la doccia, che cos'è lucida come un cavallo guina peggio di tornese. E tu? Hai razzolato? Come? Hai razzolato? Ma che razzolato? Sono arrivato adesso, cosa potevo fare? Sei appannato, caro mio. Ma non no. hai più classe. Ma no. Guarda, Leila, vieni qua, senti un po' una cosa. Leila. Vieni qua. Ottavio! Vieni che ti faccio un bel regalo. Lui, Oh, posso farne quello che vuoi con mio regalo? quello che vuoi, è un po' usato ma funziona ancora. Vieni con me regalo. T'ho sistemato, hai visto? Vai. Oh, sei sposata? No, vedovo. Cioccolata una mia tutta sola. Ma che fai qua? Guarda, corri. Ecco, tu sei diverso degli altri. Tu non balla alle galle. No. Mi piace, regalo. Vedi, tu non sei giovane. Non sono neanche vecchio, però, Pure non ho paura di questa pioggia. Ma perché dovrei aver paura della pioggia? L'acqua è bella, irriga i campi, serve a fare la polenta. Sì, Vieni qua. Oh sì, questa acqua meravigliosa, acqua piorificanti. Vedi, ecco, vieni giù, bagnati, bagniamo i miei capelli, i miei seni, vieni giù, sotto, sbagliamo. Ecco, sì, non fermare. Stream, the flow, the wind will cease to blow, the heart will cease to beat. Would you like to try the true happiness? Yes. All right then, I show you. Look. La mammona! It's È stupendo! mine, yeah. Hai avuto troppo belle idee. Gianni! Ma che fai? Il contatto con la natura! Ecco il Sì, bravi! Vieni dentro di me. Oh, ti senti tutto. Sì, Sei contento? è bellissimo! Oh, facciamo un bagno, la meno. Oh, è finito. È proprio un vero peccato. Oh, andiamo dentro. Ma allora. sì, andiamo dentro, tanto non piove più. Cosa stiamo fuori a fare? Senti, io vado a casa. Sai, ciao. Ma già va via? Sì, purtroppo devo andare. Ho una cosa urgente a casa. No, c'è molto lavoro. Sì, purtroppo. Senti, mi chiamo un giorno che piove. Sì, così andiamo a Ostia a fare un bel bagno, Ciao. Sì, un bacio. Labbro.
Ecco perché non rispondeva nessuno al telefono. Hai staccato la spina. Sei matta, è proibito, sai. Perché hai telefonato? Ma no, non ho telefonato io. Poteva telefonare qualche altra persona, importante. Mantegazza, per esempio. Dici sempre che ho rompiscatole. Sì, un rompiscatole che però ci dà da mangiare. Beh, se vuoi saperlo, Mantegazza ha proprio telefonato. Ha telefonato Mantegazza, e cosa voleva? Dice che devi partire subito per Parigi. Parigi? Fare che cosa? Ti ricordi Place de la Madeleine? Ti ricordi quel fioraio, beh, dice che devi comprare un mazzo di fiori, tornare a Roma e regalarli a tua moglie. Perché da quando ti sei sposato non le hai più offerto nemmeno una margheritina. I fiori. Lo sai che più dei fiori sono importanti le opere di bene. Oh, ma che cosa hai fatto? Sei tutto bagnato, Ma certo che sono bagnato. Sono bagnato perché sono venuto a casa a piedi, sotto la pioggia, senza la macchina. Per cercare di te, perché non sapevo dove eri andata a finire, perché ero preoccupato, perché al telefono non rispondeva nessuno. Allora ci hai provato a telefonare, È inutile, non è più come prima. Eppure devo rinnovare l'abbonamento selezione. E sì, alla fine del mese scade. Ma che faccio? Che dico? Sono matto. Dorme. Però anche lei. Vabbè, dormo anch'io. Chi è? Cosa fai tu qui? Oh, che noioso quella festa. Ho pensato di venire qua. Facciamo feste qua? Non è possibile. Mia moglie di là sta dormendo. Non si può. Noi non facciamo baccano, facciamo tutti zitti. Dai, vieni. Non si può. Ciao. Vieni. Fate piano. Alla faccia tua. Alla faccia tua. Alla faccia tua. Adesso basta, Maretta. Guarda che ti ho portato. Sì, il whisky, lo so. No, non la bottiglia, cretino. Questa. Ho compiuto oggi 16 anni. Che ne dici? Come sto? Sei stufo. Devi vederla sotto la doccia. Lucida come un cavallo.
Eccola qui. Guardala. Ha compiuto oggi 16 anni. No, così è troppo comodo, caro mio. È troppo comodo. Così è troppo comodo. Sei stufo, sei stufo. Sei stufo, sei stufo. Oh. Dunque, lei mi diceva che avverte una certa oppressione. Stanno arrivando. Le sedicenti, le sedicenti. Le senti? Stanno salendo le scale. Aiuto! Aiuto! No! Lasciatemi! Oh, mamma mia! Maretta. Per me è elementare, Watson. Chiarissimo. Insomma, quel tuo volo nell'abisso è la prova che tu sei arrivato, che puoi evadere, che puoi volare via. I trasvolatori, perché volavano? Balbo, De Pineto, Baracca, perché volavano secondo te? Sì, per sfuggire alle mogli, ma va. Eccolo là, hai indovinato. Vieni che ti insegno lo step, vieni. Sì, sì. Guarda. Ehi. Ehi. Tanto Golly. facile. Ma poi è una cretinata, scusa. Sì, ma intanto se non lo sai alle feste sei out. Tagliato fuori. Beh, ma tanto io sono tagliato fuori lo stesso. Sai, Amaretta non va più d'uscire. Come? Una volta sei tanto di compagnia. Ah, ho capito, la TV. No, quella è per bellezza. Per sedersi c'è il letto, no? Ma figlio mio, tu vivi come un terremotato. Ma andiamo, organizzati. È uno schifo qua. Sei il solito borghese. Tu credi ancora ai mobili antiquariati, ai Trumore, Dalmese, alle Cheslong? No, io credo alle poltrone con 4 gambe. E invece proprio lì, tra quei mobili tarlati che ho visto bruciarsi i migliori cervelli della nostra generazione. Cerca poi il telefono. Sai, lo nascondo perché la portiera se ne approfitta e poi la bolletta la pago io. Guarda che buco lì, guarda. Ricordati che il buco, il distintivo dello scapolo, è il marchio della libertà. Sì, chiama la libertà. Questo è un casino, devo dire. Come sei rimasto borghese tu? Guarda, per esempio, guarda, lassù c'è una ragnatela, no? 2 anni che sta lì, io non la tocco. Il ragno, Luigi, è un amico mio. Assiste a tutti i miei amori. Tante volte alla fine applaude pure quando è contento. Ecco qua il telefono, va. Quello è un barile di dinamite. Certe sventole, donne spettacolose. Una telefonatina, arrivano, un regalino e via. Ma c'è il regalino, allora è facile, scusa. Già, perché a te la moglie non te costa. Io pago per mezz'ora e tu per tutta la vita. Frase fatta. Maretta potrebbe benissimo cavarsela anche senza di me. È abbastanza intelligente, potrebbe anche pensare di lavorare. Solo che non ci pensa. Pronto, latteria qui Palestri. Per cortesia mi manda su 2 caffè, una brioche e un paio di calzini numero 11, di filo nero per piacere e basta. Comunque remember, Gianni, quando sarai maturo, di qua c'è una stanzetta deliziosa. Tutta per te, eh? Hai preso Cernottio, corri! Che c'è? Stanno uscendo presto le palombacce, le bambine del liceo internazionale. Ecco come arrivano, guarda. Fresche, sode, quella è sarda. Ma lo sai che se non c'è foschia riesce a vedere pure la coscia? Di un po', ma come evasione al matrimonio non c'è da stare allegri. Cosa mai offerto fino adesso? Ragazze squillo, studentesse viste di sotto. Beh,
Sì, lo so, è poco, ma ci arriverai. Ci arriverai anche tu. Cara Maretta, io ti voglio molto bene. Sì, li dico proprio così. Cara Maretta, io ti voglio tanto bene, appunto per questo che eccetera, 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 eccetera. Perciò, se questa sera, per esempio, mi va di uscire, esco tranquillamente. Faccio qualcosa di male? No, vado con degli amici. Magari faccio anche una puntatina allo scenù. Mi è dato un pezzo di gomma americana sotto la scuola, non riesco a tirarla via. Arrivederla, colonnello. Cara Maretta, io ti voglio bene. Ed è appunto per questo... sta attento. Dicevi, scusa? Io? Niente. Perché stavo forse parlando senza che tu mi interrompessi. Un miracolo. Cos'hai? Niente. Sono stanco. Sono affaticato. No, vedi, quando si è stati tutto un giorno a lavorare in ufficio, la sera, tornando a casa, mi viene voglia di fare qualcosa. Non so neanche dirti qualcosa, insomma. Usciamo? E dove andiamo? Al cinema? Luminosa idea, il cinema. Telefoniamo a qualche amico. Perché abbiamo ancora degli amici? Beh, da quando siamo sposati sono spariti tutti. Non so. Senti, i cipriani. Ah, lo sapevo, i cipriani. Simpatici quelli, proprio buoni, sì. No. Beh, facciamo una cosa strana. Esci tu. Io sto a casa. Ti metti un bel vestito, vai dove ti pare. E perché devo uscire? Sto tanto bene qui. Ma hai detto tu che volevi andare al cinema. Telefoni ai cipriani, andatecene insieme e poi andate al cinema. Insomma, vuoi uscire da solo, eh? Lo sapevo, ma no. Ma no, esci, ti tu dico. esci, io rimango a casa. No, io non ho nessuna voglia di uscire. Dovrei uscire perché ho un appuntamento con Ottavio, ma non ho nessuna intenzione di andarci. Telefonagli. Sì, gli telefono. Gli dico che non ci vado. Solo che a quest'ora Ottavio non lo trovo in casa. Figurati, sarà già in qualche night. Ma sì, a quest'ora è senz'altro allo scenù, Ah, ecco, che bella idea. Andiamo allo scenù, vengo anch'io. Sì, e magari ci facciamo anche un balletto. Va bene, vieni. No, non pretendere di divertirti però, Noi due uomini, parliamo No, d'affari. va bene, bevo qualcosa, sto lì. Vabbè, se ti diverti, beata te. Beh, sei ancora così? Sei già pronto? Ma certo. Su, dai, muoviti, cambiati. Ho bisogno di una mezz'ora per pettinarmi, per vestirmi. È tardissimo, Ottavio. Aspetta. Vabbè, ho capito. Allora va? Vabbè, tanto guarda, 10 minuti sono a casa, sai? Ma no, rimani pure di più. Così, tra un'ora ti raggiungo con i cipriani. Vabbè. Sta mania di complicare le cose, di rovinare tutto. E adesso non mi diverto più. Ma questa trappola, quando è che funziona? Dottore, c'è una signora per lei. Ma che bella sorpresa, come stai? Bene, ti ho cercato in televisione, ma non c'eri. Ma no, sai, ormai buttano tutto sulle mie spalle. Adesso anche questa sessione cinematografica. Ah, scusami. Per piacere, Marisa, vuol continuare lei? Però mi faccia una cortesia, vede di finire, va bene? Va bene. Ma sei sempre alla televisione. Ma certo, figurati. Là non si muove foglia se non sono io che prendo l'iniziativa. Soltanto che è un ambiente di burocrati, io non mi ci trovo. Là io soffoco. Invece qui l'ambiente è bello, si respira, vedi? Perlomeno vedo tutta Roma. Ma tu diventi sempre più bella. Mi dici che cosa fai? Tu hai qualche segreto, eh? Il giorno che ti decidi a fare qualcosa per noi ti assicuro che spacchi tutto. È arrivato. Chi? Il giorno. Vengo proprio per lavorare. Ma sai, io non so se ti convenga. Vedi, questo è un ambientaccio, mi pare una sciocchezza. No, ma io devo fare qualcosa nella vita. Tu hai sempre detto che io in Sì, TV... sì, d'accordo, però vedi, questo è un brutto momento, perché adesso è tutto fermo, siamo in fase di assestamento. Ma tu sei un pezzo grosso. Questo d'accordo, però vedi, io non sono un pecorone, non sono ammanicato col Vaticano, io questo si paga purtroppo. Eccezionale. Però intendiamoci, una cosa che abbia una certa precisione, fatta in un certo modo e soprattutto che sia su un piano culturale. Sempre e soltanto Brandy Corelli. È squisitissimo. Così
Buona, va bene. Basta, grazie. Spegni. Spegni! Stampala questo. Ma come, non c'è altro? No, grazie signorina, vada pure. I testi sono troppo stupidi. Bisognerebbe chiamare qualche scrittore per rivederli. Non so, Moravia, qualche Lo so, dottore, ma non c'è proprio niente da fare. Sono veramente terribili. Dove si prende, diciamo, il cachet? Il cachet di là, signorina, si vada a mettere in coda con gli altri. Dunque, dottore. Per questi scrittori costano un sacco di soldi. Non ho capito che genere di lavoro è. Un lavoro di responsabilità, molto faticoso. Però fuori tutto il giorno, sai, niente orari. Insomma, da non vedersi più, nemmeno la domenica. Nemmeno la domenica. Ma allora non ci vediamo più, tesoro. E la domenica è l'unico giorno che ho libero. Ed è per questo che ho dovuto rifiutare. Per non lasciarti solo, povero Giannotto mio. Sei contento? Sì. Non mi pare. No, è che mi ero distratto un po', scusa. Tirandomi il braccio mi è ritornato quel dolorino. No, inutile. Io devo andare a Ischia ancora un po'. Devo andare a fare un po' di fanghi. Sì. Permesso? Beh, adesso faccio un bel sonnellino, eh? Mi raccomando, bello, tranquillo, niente rumori. Non voglio essere disturbato. Grazie. Prima che ti addormenti, hai telefonato all'amministratore per l'ascensore? Ma non dovevi telefonare tu? Oh, queste sono cose da uomini. Perché le cose da donna quali sarebbero? Beh, allevare figli, per esempio. Dai, punzecchia. Non c'è rispetto per chi lavora. Vita gretta, meschina, senza poesia. Gianni, basta. Basta che? Ne ho fatto uno solo. Ne avessi fatti due, lo capisco. Ma ne ho fatto uno ci solo. sono qui io. Appunto, sbagliato. Te l'ho detto, voglio fare un riposino di 5 minuti, tranquillo. Ne ho diritto dopo aver lavorato. Vai di là se ti dà tanto fastidio, scusami. In Arabia, dopo il pranzo, se non fai almeno un rutto, sei considerato una persona maleducata. E allora? E allora vai in Arabia, vai. Magari. Deserto, silenzio. Che bello. Ma che ho fatto? Singhiozzino. Quante storie. Ma poi chi se ne frega, lasciatemi dormire in pace. Guardi, preferisco la lavanda. Ma sì, la vedo te, per carità. Lei faccia bucare. Ecco, sì. Ma che cosa gli devo chiedere? Sono sempre lavato così. Basta. Non si può proprio dormire, perbacco. Stabiliamo che non ho diritto di fare il sonnellino, va bene? Va bene, chiuso, non si fa il Ma sonnellino. sono cose che interessano anche te. Vado a lavorare. Sono cose della Un casa, po' di queste. rispetto, perbacco. Ci vediamo stasera, eh? Tu dicevi vieni a studiare da me, poi invece ce ne andiamo al cinema, no? Ti sembra? Va bene. Lei non è la sorella? Ciao. Un po' pelosa però, Ma li vediamo subito. Un po' di cera sulle gambe. Ne mettiamo un paio di tacchi alti. La vestiamo da Schubert e te ne accorgi. Ma io non c'ho tempo, c'ho altro da fare. Perché questa qui dove la buttiamo nella spazzatura? Oh, pardon. Scusi, prego. Si è ricordato di... Sì, grazie. Un momento. Scusa, faccio io. Caldo. Hai freddo? No. Mi piaci proprio. Non sei come tutte le donne che soffrono il freddo. Ma ha detto proprio qui, Mimma? Sì. Avverti Marietta di aspettarmi alla casina del lago. È in ritardo. Come sempre. Hai delle belle mani. Beh, anche tu. Certo sarebbe meglio che non ti mangiassi le unghie. Ecco lei, signore. Grazie.
Sai, le orchidee erano finite. Senti, Maritta, E Mimma? non viene. Ho inventato tutto. Avevo bisogno di vederti. Io sono un uomo solo. E anche tu hai bisogno di qualcuno vicino che ti voglia bene Ma che cosa vuol dire? Non sono vedova. Ho un marito. L'hai dimenticato? Non mi dici più niente? È che sono uscito senza una lira in tasca. Pagherai la prossima volta. Maretta! Mi dispiace. Maretta, avevamo un appuntamento, non te lo Sì, ricordi? hai ragione, però sai, con questo traffico... Ce ne stavamo andando. Anzi, permetti, Marco? Zogaro, Maretta. piacere. Marco è giornalista di roba politica. Parlamentare, prego. Insomma, sì, sta alla Camera. Ma sa certe cose questo qui, di un po'. Lascia stare. Ah, senti, sai che cosa dice Fanfani di Moro in Mimma, ti privato? proibisco. Oh, capirai, il segreto professionale. Va bene, te lo dico più tardi quando siamo sole. Senti, è Gianni? Sta bene. Io devo andare. Ma che, ti sei offeso? No, vado a Montecitorio. Oggi parla la Malfa. Sai che Arrivederla. strazio. Che fai, mi Ciao. telefoni più tardi? D'accordo, sì. Ciao. Ciao. Buongiorno. Certo è bruttino, lo so. Che dici tu, lo sposo? Sai, Marco ha detto che forse farà entrare Bob in politica. Se almeno ci levasse questa preoccupazione. Ah sì? Bob ti preoccupa? Eh già, gioca a poker e poi ha rivelato una sola vocazione, il magnaccia. Ah, se la fa con le tardone. Comincia col regalare delle violette, tanto costano poco. E poi c'è sempre un gran colpo di scena. Si introduce in casa della Tardona, si spoglia di colpo, un bel torace, e lì con una storiella pietosa le porta via 20.000 lire. Guarda che carina questa maglietta. È graziosa, vero? Andiamo, vieni. Dai. La domenica mattina non mi alzerei mai. Chissà perché sono più stanco degli altri giorni. Facciamo il bagno. Sta attento, sono a piedi nudi. Ma perché t'ho pestato, forse? Stavi pestandomi a 1 millimetro. Vabbè, quando t'avrò pestato reclamerai. Già, ma quando mi hai pestato il male me lo tengo io. Cosa mi metto oggi? Fa caldo, fa freddo, non ci sono più stagioni. Senti, dobbiamo fare presto, sai, siamo in ritardo, i cipriani aspettano. Io poi devo fare ancora il bagno, figura. Ma sì, aspetteranno. Apri. Ma perché dobbiamo far aspettare la gente quando possiamo arrivare puntuali? Perché sono dei rompiscatole. Non capisco perché dobbiamo rovinarci tutta la domenica per fare una gita con loro, ecco. Ma sai, hanno tanto insistito, vogliono provare la mia nuova Ford. Una volta avresti detto la nostra Ford. Comunque, se non vuoi venire, fanne a meno. Vorrà dire che ci vado io e tu rimani a casa. Guarda, te lo meriteresti. Ci siamo ridotti proprio male. Povera Maretta, sei proprio giù, affaticata. Stanca. Sì, lo so, la colpa è mia, sono io la bestia, l'egoista. Povero Giannotto. Era così vivace, simpatico. Guarda cos'è adesso. Il lavoro, la stanchezza, la spalla che gli fa male. È colpa mia. Eppure lo amo tanto. Ma non riesco più a dirglielo. Neanche lui del resto. Chissà perché. Ora l'abbraccio, lo stringo forte e glielo dico. Ma sì, finiamola. Torniamo come prima. Vedrai, Marietta, sarò affettuoso. Però tu non devi buttarti giù così. Perché io ti voglio bene, sai. Marietta, tesoro mio. Lo volete del caffè? Sì, leggero. Ma che non sia la solita brodaglia, per favore. In questa casa non si beve il caffè. Oh, scusa, si beve acqua calda. Beh, allora, dove andiamo? Io mi rimetto alla maggioranza, per me va bene tutto. Andiamo al mare?
Ma proprio al mare, con quel ventaccio che ci spettina tutte. È vero, Maretta? Oh, per me. Non so, dite voi, dite. No, io mi rimetto alla maggioranza. Andiamo ai Castelli, allora. Sarà tutto pieno. Vabbè, lo decidiamo dopo, eh? Andiamo dove volete perché non siano soliti buci. Sei un sogno oggi, sai, una visione paradisiaca. Proprio quello che pensa Gianni, vero Gianni? Ah, allora, dove andiamo? Ma perché hai sposato quel brutto? Non potevo conoscerti prima? Davvero, sai? E noi, Yolanda, cosa aspettiamo? Fuggire insieme? Rapiscimi, Gianni, ti prego, portami al Messico. Ah, c'è un posto nuovo, Ogliano, dove fanno un pollo straordinario. Lo proviamo? Beh, Andiamo, proviamo. sì. Sì. Per quanto il mare? No, guarda, in questo campo, anzi, la tecnica tedesca è completamente superata. Oggi ci sono solo gli americani. Ti pare strano, ma è così. Ma va, gli americani. Von Braun è americano. Tedesco, no? È lui che ha inventato tutti i razzi, i V1 e adesso anche i missili. Adesso anche i missili. E adesso anche i missili, va bene? Ah, così abbiamo chiuso. Insomma, secondo te i razzi non cadono perché perdono il loro peso? Ma guarda, non è stato. Gianni, guarda quella, punti 5. Cosa? Guarda! Ma non mi parlare mentre sto guidando, mi distrai. L'hai detto tu prima, no? Insomma, allora, secondo te la forza centrifuga non esiste? Che c'entra la forza centrifuga? Semmai la centripeta. No, la centrifuga. Sì. La centrifuga che provoca un movimento rotatorio, ovvero circolare, anzi direi ellittico, così. Ma guardate, che coscienza, è il modo di andare in giro. Ma stia attento! Non vedi che un momento fatta delle persone, io non lo so. Nemmeno ristorante si può stare seduti. Non insistere. Allora, spiegami perché poi i satelliti cascano. Ma ti ho già detto non cascano. Sì, cascano. Vengono diretti soltanto da terra. Rientra nel campo gravitazionale? No, mai, non cascano mai, nemmeno dopo 1 milione di Come anni. no? Mai. Insomma, Gianni, siamo in mezzo alla strada. Vai a posteggiare, discuterete Mai, capito? Mai. Faccio un tavolo libero, andiamo. No, scusi un momento, c'ero io prima, no? Abbia pazienza, È un pezzo che sto aspettando. Signore, andiamo. Cameriere! Su. Ma con tua marito oggi non si può fare un discorso. Quando si ficca un'idea in testa... Poverino. Ma che poverino, un bel testone. Bisogna avere pazienza, è molto malato. Perché? Che cos'ha? Il cuore. Come il cuore? Sì, basta un'emozione, una scossa. Ma come? Oh, Signore Gesù. Un soffio al cuore. Un soffio al cuore? Ecco perché aveva quella strana irritazione, quell'agitazione nervosa. Ma è grave. Zitti, mi raccomando. Sì, certo. Non deve sapere nulla. E ti dirò di più. Da 3 anni 2 russi stanno girando come dei matti intorno alla Terra senza fermarsi. Certo. Scala, una fatica. Cosa c'è? Non vi piace il posto? Come no? Ah, sì, ci piace moltissimo. E come? Certo che il mare era un'altra cosa, eh. Beh, sì, il mare era meglio. Beh, era un po' meglio. Vabbè, guarda, un'ultima cosa, poi chiudiamo l'incidente e non ne parliamo più, eh. Dunque, questa è la Terra e questo è il satellite. Ora non c'è cavolo di forza gravitazionale che tenga. Sì, hai ragione. Assolutamente. Aspetta, prima di darmi ragione, aspetta che abbia finito almeno. No, è chiaro. Ah, no, è chiaro, aspetta. Dunque, dicevo, soltanto la forza centrifuga... Centrifuga, non centripeta. Hai ragione. Ma mi stai prendendo in giro? No. Ma come? Prima momenti ci picchiamo in macchina perché tu sostenevi centripeta, io sostenevo centrifuga e adesso improvvisamente mi dai ragione. Non ce l'avevo così. capito, era un equivoco. No, Gianni, si è accorto che tu hai ragione. Certo. Ma vi rendete conto che parlate con me come si parla a un matto? Ma perché, scusa? Sì, invece. E allora scusa, vuol dire che tu non hai carattere. Ma non scusami. t'arrabbiare. Ma invece mi arrabbio, cavolo. Ma stiamo parlando. E appunto perché stiamo parlando. E io non capisco, mi trattate come un deficiente. No, che scusami. 4 fettuccine, va bene, signori? Facciamo un bel bollettino con l'insalata, vino e acqua minerale, va bene?
sbagliato. Asciugati la testa, sei tutto bagnato. Guarda. Perché ho bagnato io? Perché ti preoccupi per me? Io il cappotto. Andiamo. Hai visto che roba? Ma quanto si agita quella. Stessi un po' ferma. Ma tanto ridicola, poverina. Non sanno fare altro che ballare. No, sanno fare altre cose. Giolanda, vuoi fare un balletto con me? Un twist? No, veramente. Dai, non mi dirai che tuo marito è geloso, eh? Ma no, Gianni, è che ti puoi affaticare dopo mangiare. Della nostra relazione. No, vieni, ti prego, vieni. Gianni, no. Fare il twist. Stai calmo. Già finito? Chi ha 100 lire? Ah, io non ce l'ho. 100 lire? Chi ha 100 lire? 100 lire? Io. Eccole qua. Grazie. Scusa la mano, è fredda, mi dà fastidio. Una volta non ti dava fastidio. Beh, adesso sì, abbiamo appena mangiato. E un po', ma cos'hanno i cipriani oggi? No, continuano a preoccuparsi per me, non capisco. Stai attento, non correre, ti può far male. Sono stata io. Perché? Gli ho detto che hai mal di cuore, che hai 2 mesi di vita, avessi visto le facce. No, ma tu sei matta, sai? No, scusa, ma io mi tocco. Ma cosa sono questi umorismi macabri? Questo spirito da vecchini e anche di cattivo gusto, sai? Cosa c'è? Gianni, noi dobbiamo avere un figlio. E perché? Allora no, ho detto una stupidaggine, ritiro tutto. Ma non ho detto di no, andiamo. Solo che non so, ma tu manchi di tempismo. Proprio qui devi parlare di certe cose. Non è ancora passato un anno e abbiamo già il problema del bambino. A parte il fatto che i bambini al giorno d'oggi costano un po' cari. E godiamocelo, no, questo matrimonio. Poi tu scordi che l'unico in casa che guadagna sono io. Me lo scordo, sì, me lo ripeti 1000 volte al giorno, ma io me lo scordo. Sì, solo di parrucchiere. Guarda lì i figli cresciuti. Guarda che roba. Anche quella lì? Senti, perché non ci prendiamo un barboncino? Lo capisco, ti senti sola. Hai bisogno di compagnia, lo so. Io vado via. Stai qua, non fare scenate. Non toccare. Ho detto di non fare scenate, su, balliamo, su. Io non ballo. Su. Balla tu. Ma no. Balla con quella. Non è con lei che vuoi ballare, lei pure pagato il jukebox. Per Balla, favore, ne hai tanta per voglia. favore. Signorina? Lei, signorina, con i pantaloni. Senta, si prenda questo signore, ha tanta voglia di ballare con lei, ma non osa. Maretta. Mi insegna a ballare il twist, io non ci sono riuscita. Sì, sì, va bene. Maretta. Su, è facilissimo. Maretta, vieni qua. No, adesso mi hai scocciato. Vieni qua, dove vai? Dove vai? Stai qua. Nelle giubbadizioni non puoi, non è il caso. Ma lo sai che io sempre dissoteso voglia? Mamma mia, iettatore. Ma impara l'occasione, va là, cafone. Guarda che cafone. Non usciamo più con loro. Io non scendo, Perché? Perché non vengo a casa. Ah. E cosa fai? Non lo so. Sto via un giorno, 2, 3, un mese. Ho bisogno di riflettere. Magari vado da Ottavia. Per riflettere. No, non farò dello spirito adesso. Qui le donne non c'entrano niente. È che uno a un certo momento sente il bisogno di andare in un prato a distendersi, a sbragarsi, di andare a dormire sotto un albero, di andare magari a Hong Kong. Sì, a Hong Kong, sì.
Perché uno deve morire senza essere andato a Hong Kong. No. E allora decide e va a Hong Kong. Io non sono mai stato neanche a Empoli. E magari a Empoli c'è una bella ragazza in mezzo alla piazza che mi sta aspettando. Mandami una cartolina da Empoli. Non hai mai capito niente. Te lo dico io. Mai. A Empoli. Altro che ragazza. A quest'ora non trovo neanche un cane. No, io vado in un bel prato, mi distendo. Già, ma se è buio, magari mi siedo su qualche schifezza. Qui bisogna andare lontano. Sicilia, Catania. Bella, Madre Santissima, figlio mio, sai che tristezza. Beh, in qualche posto andrò, va. Chi è? Trasvolatori. Balbo, De Pinedo, ricordi? E adesso io. Volo. Sto volando. Oh, svegliati. Sono libero, capisci? Ah, sì, bravo, bravo. Era ora, no? Allora dai, le donne, telefono su. Subito le donne chiamo. E il riscaldamento l'hanno messo questi. Le donne. Ah, sempre ieri sera. Una serata meravigliosa. Ah, sì? Peccato che sono stanco oggi. Sai, tutte le sere. Oh. Vabbè, ma dovevi stancarti proprio oggi, scusa. Sì, lo sai com'è. Stasera mi è venuta voglia di leggere un bel libro. Sono anni che non lo faccio. Sono finzi continui, No, vabbè. hai pianto, la finzi continui. Ti vuoi svegliare, sì o no? Ma insomma, mai capito o no? E allora tira fuori il barattolo della dinamite. Dov'è? E il taccuino. Sì. Senti, e tua moglie? Niente, abbiamo litigato. Vediamo un po'. Questa no. Questa no, perché questa no? Con questa va in bianco. Ci sarebbe una desina. Ah, Che sì, ride, va bene, sai? va bene. Ride sempre. 4 lentigini qui sul naso. Sì. Sai il tipo di pallocchetta con 2 senoni? Sì, a me sta bene, dai. Fa l'amore come se ballasse il cia-cia-cia. Benissimo, dai, telefona. È partita. Partita? Sì, ad Amalfi. Allora cosa telefoniamo a fare? Ma proprio domenica devi metterti a litigare, scusa, chi puoi trovare oggi? Che ti è successo con tua moglie? Niente, abbiamo litigato. Sai com'è? Una domenica sbagliata, solite discussioni. Allora poi io me ne sono andato. Non c'è. Ma che? Non c'è nessuno, a quest'ora sono le 10 di sera, sono tutte sistemate. Vabbè, proviamo con qualche altra, dai, telefona. Giovanna. Va bene, Giovanna, qualsiasi. 10.000 anticipate. Ah, siamo proprio sul piano. Ah no, allora guarda. Allora vado a... fa niente, va. Vabbè, ho capito, va. Andiamo a divertirci allo Chenou. Adesso mi metto un bel completino cupo e qualche cosa vedrai che rimediamo. Ma io non posso venire vestito così, sono sportivo. Già, ti organizzo una cosa per domani. È meglio, no? Sì, domani. No, queste sono cose che vanno fatte distinto, sai, rimandarle. Domani. Vabbè, non fa niente. Che fai, non dormi qua? Beh, certo che a casa ormai non posso tornare. Vieni, c'è una stanzetta che è un sogno. Eccola. Ti piace? Finalmente hai letto una piazza sola. Poi non preoccuparti di guardaroba perché tanto lo scarico, Ma non potresti dormire tu di qua e io di là? Domani ti prometto il letto a 2 piazze e trucida. Buonanotte, Luigino! Dici a me? Lo dicevo Ragnone. Ciao. Scusami, ho saputo che adesso sei veramente sola e che forse hai bisogno di me, quindi... Grazie. Entra. Grazie. Maretta. Vado a prendere qualcosa da bere. Va bene. Torno subito. Sei in gamba tu. Una donna meravigliosa. Andiamo di là, staremo meglio. Sì. Prima, per favore, caro, metti le 20.000 sul caminetto, Cosa? 20.000, sì, è la mia tariffa. Tu capisci, no? Una donna rimasta sola deve arrangiarsi. Certo, sì, ma... Io non credevo che... Ti meravigli, Lo so, è poco. Dovrei chiedere 50.000. Ma ci credi? Mi vergogno. Scusami, sai, ma non so com'è, mi è preso un gran freddo. Ah, è la stagione, sì. Sì, deve essere proprio la stagione. Mi dispiace, caro.
Un'altra volta le tardone. Te le devi cercare più ricche. Mm? Pronto? Sono Maretta. Ah, sei tu, cara? Hai visto Gianni? No, oggi non l'ho visto proprio. Sai No. dov'è? Ah, non ho idea dove sia. Beh, non importa, lo troverò. Hai bisogno di qualcosa? No, niente. Grazie. Va bene. Ciao, eh. Chi era? Niente, un'amica mia. Senti, visto che sei pronto, perché non vai avanti a prendere la baby? Sì, solo vorrei sapere chi è la baby. La tua Leila, no? Proprio lei, quella della pioggia. Ma scusa, con le conoscenze che hai non potevi sceglierne un'altra. E così approfondisci il contatto. Le sei molto simpatico, sai? Credi? Sì, me l'ha detto lei, una ragazza imprevedibile. Ah, Mica non una lo so, fallacciona. Vai tranquillo. Beh, speriamo che non piova. Tu che fai? Ma io vado avanti a scaldare l'atmosfera. Comunque io mi porto il cappotto, eh. Queste festicciole sono come i bambini settimini. Hanno bisogno di un sacco di cure per svilupparsi, se no vengono su rachitiche. Leila? Si può? Pardon. Sei venuto in tempo per lo spettacolo. Avrei giurato di trovarti in acqua. I'm dying. Ah, yes, very beautiful. Come, sei contento che sto morendo? Cosa? Ma sei diventata... No, ma lasciami, ma io voglio morire. Ti prego, lasciami, Oh, cazzo, vieni qui, non fare la stupida. No, non ti guardo, non asciuga vero, asciuga. C'è dell'alcol in casa, eh? Solo whisky, tutti qua, mio piccolo pancino. Ma io voglio morire, Ma sai. perché vuoi morire una bella ragazza come te, con quei polpacci lì? Su, adesso ti vesti bene e andiamo a una bella festa, ci divertiamo un po'. Dai. Sì, che bello, andiamo in fiesta. Stai attenta al braccio. Sì. Dov'è il whisky? Dov'è? Lì. Sì, un piccolo drink. No, se permetti prima una piccola disinfezione al dito, eh. No, prima un piccolo drink. Sì, ecco qua. Grazie. Prego. A noi due. Un bambino portò il lenzuolo bianco alle 5 della sera. Oh, scusi. Vieni. Buonasera. Buonasera. Sera. Ciao. Solo il toro Vieni. il cuore in alto alle 5 della sera. Quando venne il suo No, un momento. Un attimo, tesoro, solo un attimo. alle 5 della sera. La morte pose le uova nella ferita alle 5 della sera. Alle Salve. 5 della sera. Ah, che terribili 5 della sera. Prendiamo l'aereo e andiamo ad Acapulco. Ce l'hai i soldi? Oh, Ottavio. Ottavio? Sei un bel ritorno tu, eh? Sì, un bel È ritorno. andato a prendere la Leila, è stato fuori un'ora e mezza. Vista e presa, via. Sì, vista e presa, figura. Ma sarebbe l'orgia questo è un mortorio. Da tempo al tempo. C'è anche il del pizzoli, non vedi? Calmo, guarda quella. Questa è una che se gli dici che è finta di seno sarrebbe a tirare fuori tutto. Che è finta di seno? Sì, come no? Ma no, E dai. ti dico di sì. Ma lascia stare. Domandaglielo. Ma come? Io? Carla. No, lascia stare. Senti, Senti, lei la piuttosto, lo sai che Carla, stava... senti, Miretta, a me fidati, guarda. Ma Carla, lascia stare, dai. Senti, c'è qui il mio amico Gianni che vorrebbe dirti qualcosa. Piacere. Allora? No, veramente io non volevo dire proprio niente. Come sarebbe a dire? È vero che voleva dire qualche cosa? Ci vuole dire niente. Piantala, dai. Sei sempre Sai che solito. c'è? Qui Gianni è un po' incredulo sulla mammella. Insomma, voglio dire, dice che ce l'hai finta, capito? Di gomma. No. Carla, ma ti sei arrabbiata? Ma è un Senti, ci mettiamo la calma. Ma va, Carla. Ma è possibile. Ma che fai? No, non mi va adesso. Sì, se non stavamo scherzando. Abbi pazienza. Senti, Pardon. Carla, porta solo ci faccio. Ma non sei testardo. Venuto che sta dietro. Vieni qua. Pronto? Sei tu? Chi parla? Gianni, pronto? Dai, giù. Via, Salomè, cammina, butta giù il velo. Non fare la sciocca. Sempre così tutte le sere. Oh, state buoni con le mani? E state Ehi, fermi. tu, sei venuto con lei, davvero? Lascia stare.
Ma vieni, mi sta sfasciando tutta la casa. Chi? Qual è matta? Stai impazzito, stai bene, stai calma, stai, basta! Oh, stai andata matta questa qui, già? Cosa vuoi, dai! È meglio che te la riporti a casa. Ma perché proprio io? E chi se no? L'hai portata tu? Dai. Sì, vuole che lui mi porta a casa. Sì, lui. Tu. Ma guarda che gesto. Cosa c'è? Guarda, oh cuscion, mi spoglio dopo, no? Sì, vai, vai in macchina. vai. Andiamo. Su, muovi. Andiamo. Oh, let's go. Sì, vengo. Tu sei unico, sei Stai buona, stai buono. Stai buono, ci vedono. Ci vedono. Guarda, ammazzato! Non è possibile! Assassino, l'ha ammazzato! Quello poveretto gattino, tutti rovinato, rotto, ammazzato! Ma vedi che non gli ho fatto niente, ma su! Lasciami, io vado via! Ma tu hai le Scendo! Che fai? Va! Assassino, no! Su. Non giocarmi, no! Cavalieri, mi aiuto, cavalieri! Oh, cavalieri! Buona, non è successo niente. Insomma, che succede? Sta poco bene. È un assassino! Mi voglio ammazzarmi! Ma no, che assassino? Non ho fatto niente, glielo garantisco. Sì, volevo usare violenza! Ma no, sa come sono fatte le inglesi, no? Bevono un pochino. È uno sadico sessuale! Sì, guarda, mi ha strappato tutti i miei vestiti! Ma insomma, guarda. vuoi fermarti, per favore? No? È un Scusi, disgraziato! Oh, ciao. La signorina viene con me. Oh, ecco. E anche lei. Sì. Come anche io? Come? Sì, io tu. Leila! Pizza! Come on over here. What are you doing here? Lovely to see you. When did you Let's go have a drink. Darling. Take me away from all this hideousness. Straniera, eh? Sì. Bottana, lo dico io. Ah, tu qua stai? Aia. Ai. Ma cos'hai, stai male? Sono malato. Mannaggia. Ti succhiano il sangue, ti succhiano. Poi quando cerchi la medicina, dove stanno? Dove stanno? Ste maledette. Stai calmo, non c'è cosa più fastidiosa di un grasso che sta male. La mia medicina chi me la compra? Te la compro io, Sì, tu, babà. Tu oggi sei qui e domani te ne vai. Tu sei maturo per tornare a casa. Te ne frega assai a te delle orce. Tu hai maretta, beato te. Ma a me chi mi vuole? Luigino. Chi? Il ragno, tuo amico. Ma io lo odio quel maledetto. Lo odio. Sono 2 anni che ti sopporto a te, sai. Ma adesso basta, sai. Adesso è il momento tuo, è arrivato. Ammazza, per cosa ti credi, ragnaccio te? Beccati questo. E muori pure tu adesso. Ti ho sentito arrivare. Ah, sì? È tornato il caldo, Hai bevuto? Un po'. Perché? Perché fa un freddo cane. Andiamo dentro. Senti, non credere che io sia ritornato. Fatto il dito. No, niente, un incidente di macchina. Io non sono tornato a Canossa. Ne parliamo dopo.
solo che ogni tanto. Ma non è perché voglia la libertà, no, è perché gli uomini sono fatti così, tutti, mica io so. Capisci? Sì, capisco. Cosa fai? Te ne vai? Sì. E ora? Allora ti accompagno. No, non importa. Ma sì, ti accompagno. Prendo un taxi. Dormi. Ti telefono domani? Sì, telefonami tu. 7:30, 8. 7:30, 8. Anche Maretta aveva capito che le ore dell'amore, ahimè, sono poche, sparse e fuggitive. Da quel giorno Gianni e Maretta tornarono a incontrarsi la sera.